Eccoci qui con l'uomo più atteso di questa sfida tra Macomedese e Bosa, Salvatore Carboni, allenatore e giocatore di questo meraviglioso Bosa che sta davvero stupendo tutti, no? Sì, sono estremamente contento perché siamo riusciti a raggiungere un traguardo impensabile all'inizio, storico per quanto riguarda la società del CS Bosa, perché in tutti gli anni che esiste il Bosa, in tutti gli anni non è riuscito mai ad arrivare a un traguardo così importante. Io sono felice, sono contento perché siamo riusciti a portarlo appunto in finale. Merito a questi ragazzi perché anche oggi in un campo al limite dell'impraticabilità hanno disputato una partita di tanto cuore, corsa e anche di testa poi alla fine. Nonostante la tua assenza e quella di Robby, che siete due giocatori assolutamente di altra categoria, no? Sì e no, dai, cioè, le assenze poi pesano sino a un certo punto, perché comunque sia la squadra ha fatto quello che doveva fare. È chiaro che io e Robby abbiamo un gioco che comunque si integra molto bene con il resto della squadra, però non posso che fare i complimenti ai ragazzi, appunto godermi questo momento, anche se è arrivato con una sconfitta, però diciamo che è così indolore. Certo. Ecco, tu hai fatto una scelta di cuore, il figliolo prodigo che torna a casa dopo una carriera brillante che forse ti poteva dare anche qualche soddisfazione in più. Sì, diciamo di sì, anche se penso che poi alla fine ognuno ha quel che si merita, nel senso che comunque io sono voluto tornare a giocare col Bosa perché pensavo e sono sicuro che qualcosa ancora a livello fisico potevo dare, non volevo tornare al mio paese che giravo con le stampelle a fine carriera. No, non era quello il mio desiderio. Il mio desiderio era appunto contribuire a far crescere questa società, questi ragazzi e sino adesso piano piano posso dire che ci stiamo riuscendo. Abbiamo adesso 4 partite in campionato che sono delicatissime, però già che siamo lì è un piacere poterle disputare per poi magari raggiungere veramente un sogno, l'ennesimo sogno di questa stagione. Ecco, uno dei motivi di maggiore soddisfazione è anche vedere tanti bosani arrivati qui nel freddo dello Scalarba a sostenere la squadra, una squadra tutta fatta in casa. Forse questa è la ricetta giusta per la crisi, no? Hai detto tutto tu, hai detto benissimo tutto tu. E la verità è, quando sono arrivato a Bosa non siamo fissati grossi obiettivi, sono quello di riportare più gente possibile al campo. E ciò significava comunque che qualcosa di buono lo stavi facendo, e anche oggi nella dimostrazione ci hanno seguito in trasferta, anche se era vicina, però con un freddo importante. Solo per passione. Solo per passione ci hanno sostenuto. Sì, poi per quanto riguarda i ragazzi è ancora un punto a loro favore perché è fatta in casa come hai detto tu e senza essere rimborsati a livello economico. Questo penso che lo dica molto, quindi l'essenza del calcio è proprio questa. Sì, tu che hai fatto il calciatore professionista e che hai calcato campi anche importanti. Sì, infatti molte volte mi piange il cuore doverli rimproverare perché magari fanno dei movimenti sbagliati o dei atteggiamenti che vanno corretti, però comunque loro non battono ciglio, anzi rispondono in maniera positiva e se siamo qui, se siamo in finale, se siamo secondi ancora in campionato, penso che sia la cosa principale quella lì. Certo. Benissimo Salvatore, noi ti ringraziamo, ti facciamo i complimenti innanzitutto per il lavoro straordinario che stai facendo qui a Bosa, ma per la carriera che hai fatto, davvero orgoglio della città del Temo e un grandissimo in bocca al lupo per le prossime partite e per la finale. Grazie.